Per una nuova economia politica però significa andare oltre il mercato e oltre lo Stato, non bastano semplicemente le vecchie logiche statalistiche, e su questo quindi la capacità, e qui sta il tema dell'essere attenti alle pratiche sociali e alle pratiche di microeconomia che ci sono anche a Venezia e nella nostra società veneziana, e il fatto di cominciare a ragionare seriamente su cosa significa avere logiche di produzione, di consumo e di distribuzione diverse. Su questo bisogna interrogarsi anche poi nelle scelte territoriali che si fanno, nelle scelte di investimento. Per cui alcuni principi sono da praticare, non solo da enunciare. Penso al tema della sostenibilità, penso al tema della tutela delle persone e dei diritti, penso al tema della valorizzazione delle autentiche ricchezze economiche, sociali e culturali che i territori, ma anche a livello nazionale, si esprimono. L'accordo di Mirafiori, e torno su questo tema perché secondo me è una cartina di tornasole di quello che può e deve accadere, dice che occorre una vera politica industriale nel nostro paese, non soltanto a Torino ma anche a Porto Marghera probabilmente, e che non è Marchionni il ministro dello sviluppo economico di questo paese. Occorre una diversa governance dei grandi gruppi industriali strategici italiani, in primis Eni, Enel, e un azionariato molto probabilmente che porti, ecco un tema per esempio molto interessante a mio avviso della discussione anche sul discorso dell'azionariato cittadino, così come dell'azionariato dei produttori. Ci sono esperienze interessanti, perché non cominciamo a guardare, a dialogare con questo? Penso alla Germania in particolare. Nuove relazioni industriali significa anche probabilmente avere la capacità di cominciare a entrare nella governance, nella proprietà, perché stare nel consiglio di amministrazione è lì che si decide, e che non è pensabile che semplicemente la logica sia, perché questa è purtroppo frutto del passato, non vogliamo confonderci con i padroni e con il padrone. Ecco, io penso che invece questa sfida vada affrontata e vada assunta, la possibilità di avere investimenti, azionariato diffuso e anche una forma di tutela rispetto alle concentrazioni economiche e finanziarie. Questo potrebbe essere un tema, ripeto, anche di agenda cittadina e locale, non soltanto nazionale, perché per essere molto chiari, più cresce la concentrazione finanziaria, più cresce il potere economico di pochi, più si indebolisce e si svuota il senso della rappresentanza politica, del voto, della partecipazione cittadina. Il cittadino sa che va a votare per un sindaco e domani mattina si ritrova con un sindaco che in realtà è spesso condizionato politicamente e nelle proprie scelte da qualcuno che ha un peso 1.000, 1 milione di volte più grande di quello del singolo cittadino. Questo è un tema reale della rappresentanza politica, perché altrimenti produrremo e continueremo a produrre frustrazione politica dicendo alla gente andate a votare, credete nel cambiamento, e puntualmente questo non accadrà. E gli esempi li conoscete meglio di me e li abbiamo molto vicini, basta pensare a cosa significa la gestione e il ruolo di S-Capital, a cosa significa la questione del consorzio Venezia Nuova, e via via potremmo aggiungerne altri. Allora, allargare gli spazi di democrazia e rafforzare le forme di partecipazione cittadina significa fare sul serio. Significa fare sul serio dal punto di vista del modo in cui si costruiscono questi percorsi. Vengo perché voglio andare rapidamente in chiusura alla situazione politica e economica a Venezia. Il tema degli spazi di democrazia è un tema vitale per Venezia. Ed è su questo probabilmente il banco di prova migliore per verificare e capire se una nuova politica si può dare oppure no. Quando Sinistra Ecologia e Libertà ha deciso l'anno scorso di partecipare a un processo più ampio di partecipazione alle elezioni, che ha portato all'esperienza di Incomune, lo ha fatto lavorando e puntando a questa logica che era possibile e che bisognava aprire, non chiudere, che non ci poteva essere autoreferenziali, e che il segnale politico che veniva da un partito nuovo era quello innanzitutto di ascoltare, di dialogare con chi non era nel partito, perché la logica era far crescere spazi di democrazia, far crescere spazi di partecipazione cittadina. In quell'esperienza però alcune cose con molta chiarezza sono state dette. Innanzitutto la promessa, l'impegno che è stato fatto agli elettori è che bisognava aprire un ciclo politico nuovo, perché tutti quanti, non soltanto l'esperienza in comune,
ma nel centro-sinistra si è detto non ci sarà un'altra possibilità. Il capitale politico, il capitale di credibilità, dopo l'ultima giunta Cacciari si stava esaurendo. Bisognava aprire una stagione nuova. Ebbene, io devo registrare oggi, e lo dico con lo stesso spirito con cui penso che non si tratta di dire soltanto dei no, ma si tratta di costruire prospettive alternative, che in questi mesi, da marzo del 2010 ad oggi, praticamente 10 mesi, quasi un anno, questo nuovo ciclo politico in città non si è aperto. E che questo rischia da una parte di confermare, io sono convinto che quello che dicevamo un anno fa, un nuovo ciclo politico si impone in questa città perché è finito, è esaurito il capitale sociale e politico di una tradizione di governo della città al centro-sinistra. Ebbene, visto che quella credibilità si è andata esaurendo, o noi abbiamo la capacità di rilanciare, oppure il rischio effettivamente che la prossima volta sarà matematico perdere le elezioni. E non si può aspettare l'ultimo anno di amministrazione comunale per porre questo tema. Lo dobbiamo porre ora, perché credo che quello che è accaduto in questi mesi, stare all'interno di un'emergenzialità politica amministrativa, sull'eredità di un'amministrazione Cacciari, no? Un certo tipo di interpretazione, noi dobbiamo risolvere i problemi dell'eredità dell'amministrazione Cacciari, come se fosse stata un'amministrazione di centrodestra, quella. In realtà, voglio dire, c'è una continuità dal punto di vista degli impegni, della conoscenza, delle informazioni e anche delle persone che stanno nella giunta di Venezia. Allora non si può ragionare in termini di emergenzialità. Io ho la sensazione che questo rischia di essere una foglia di fico per nascondere i veri problemi. I veri problemi sono che bisogna seriamente riprendere in mano il governo della città. Questo non può essere un governo eterodiretto, ovvero un governo formalmente istituito, un'istituzione che in realtà, dicevo prima, non risponde alle singole teste dei cittadini, ma finisce col dover dialogare bon gré mal gré. Non sto dicendo che necessariamente il sindaco Orsoni lo faccia di sua volontà, però semplicemente con gruppi organizzati che da una parte dicono io ti posso salvare investendo e dall'altra quell'investimento è esattamente il frutto di altri denari pubblici. Mi riferisco in particolare evidentemente a quello che è lo scenario che si va prospettando nel caso emblematico del Lido. La salvezza o presunta tale di un bilancio comunale in chiusura e dall'altro un'operazione immobiliare che servirà a reinvestire i denari guadagnati e i profitti fatti sull'operazione del Mose. Ecco, io credo che questo un pezzo della città non lo può tollerare, non lo ha tollerato in questi mesi, le manifestazioni che ci sono state dicono che questa cosa è incomprensibile. Così come è incomprensibile probabilmente alcune scelte di mantenere un commissario straordinario al Lido, di continuare a pensare se veramente siamo in una situazione di emergenzialità, perché nessuno ha posto seriamente il tema se bisognava a tutti i costi finanziare e andare avanti sul Palazzo del Cinema o se forse era meglio fare altre scelte. Do purtroppo soltanto degli esempi perché il tempo manca, ma credo che quando quindi il tema è non si è ancora aperto un ciclo politico in questa città nuovo, sia una delle questioni su cui noi chiamiamo tutto il centro-sinistra a discutere e a dibattere. Ma questo significa anche probabilmente valutare l'esperienza che abbiamo realizzato noi stessi come Sinistra Ecologia e Libertà all'interno dell'esperienza in comune. Molte cose sono successe in questi mesi e sono cambiate e probabilmente anche quel tipo di esperienza politica che mette assieme realtà della sinistra ampia, realtà cittadine, va ripensata, va rivitalizzata e va rivitalizzata capendo le contraddizioni e i limiti di quell'esperienza. Un'esperienza che oggi rischia di, da una parte, appiattirsi troppo sulla rappresentanza istituzionale e sul fatto che l'esperienza in comune ha espresso un assessore della giunta Orsoni, che è Bettin, e dall'altro il fatto che questo rischia di bloccare anche un meccanismo di rivitalizzazione del dibattito politico. Ripeto, non è il tema oggi di dire sto in giunta o sto fuori dalla giunta, sono all'opposizione o sono dentro la coalizione di governo locale, ma si tratta di capire cosa effettivamente serve alla città. Quello che effettivamente serve alla città è ricostruire un patto fiduciario, è ricostruire una priorità e farlo assieme a tutta la città, le priorità vere del territorio, le priorità vere della
dei bisogni dei cittadini. Io temo che questo oggi non sia sufficiente, non sia sufficiente. Allora, Sinistra, Ecologia e Libertà, o almeno questa è la proposta che io faccio anche a questo congresso, a Venezia dovrebbe impegnarsi su due fronti. Da una parte essere al servizio di un nuovo processo che veda l'allargamento massimo della vitalità associativa. Ci sono molte associazioni, ci sono molte pratiche sociali, c'è molto in questa città di vivo che è in grado di esprimere competenze, idee, stili nuovi di politica. A questo noi ci rivolgiamo e invitiamo gli altri partiti del centro-sinistra a rivolgersi e essere molto attenti a questa realtà. Dall'altro, Sinistra, Ecologia e Libertà, a Venezia, deve anche giocare il proprio ruolo di partito, con responsabilità chiare, con posizioni chiare, e quindi ognuno faccia la sua parte e ognuno giochi il proprio ruolo. E per questo probabilmente che abbiamo bisogno anche di migliorare il livello di percezione e comunicazione, per cui Sinistra, Ecologia e Libertà è cosa altra, diversa, autonoma rispetto a In Comune, rispetto alle realtà oggi consolidate. E come tali noi ci muoveremo stimolando il dibattito e confrontandoci con tutti. Ma non ci sentiamo, lo dico con molta chiarezza, non ci sentiamo rappresentati oggi in Consiglio Comunale, perché non abbiamo nostri rappresentanti in Consiglio Comunale. E quelle contraddizioni che stanno nell'esperienza in comune probabilmente andranno discusse.